Una pellicciotta. Rosa di barca. Da fare. C'è anche la mia cugina. No, perché crescendo è esponenziale. Guardate che meraviglia, tutto al femminile, io sono contenta oggi particolarmente. Intanto permettetemi, visto che abbiamo parlato di donne, di una ragazza meravigliosa che io davvero ammiro per la sua semplicità, per la sua bellezza così davvero delicata, per il suo talento. Quindi lei è proprio di Mogoro ed è un'amica che incontro sui palcoscenici. La voglio salutare davvero e chiedervi un applauso per Laura Spano. Grazie Laura. Intanto, ora, io vi ho chiamato qui sul palco perché voglio ringraziarvi prima di tutto per aver scelto me, per aver scelto questo spettacolo. Grazie per l'ospitalità che voi ci avete riservato, per la cena che avete preparato per noi, grazie, e soprattutto per esservi occupate ancora una volta delle nostre feste di Sardegna. Sembra che i soldi, le mani, il tempo non basti mai, ma voi avete dimostrato ancora che se uno si spende e dona un pochino di se stesso, le nostre feste possono continuare nel tempo. Allora l'applauso più grande deve andare a tutto questo comitato 2016. E beh, se loro sono qui così numerosi fino a quest'ora, luna di notte, vuol dire che davvero hanno apprezzato il vostro lavoro. Allora, c'è qualcuno di voi, qualcuna di voi che vuole dire qualcosa, che vuole salutare, magari, che vuole, ditemi un po', va bene così. Intanto io so che voi volete salutare e ringraziare tutte le persone che vi hanno sostenuto e aiutato in questi giorni, le vostre famiglie e tutta la popolazione. Io soprattutto, certo, per il loro contributo tutto questo chiaramente non sarebbe stato possibile. Allora, ma secondo voi io me ne posso andare via da Mogoro senza duettare col comitato? No! Ci esce un duetto bello bello. Possiamo cantare due note insieme. Voi cantate forte? La signora... Pronta? Vai. E pappa.
festa continua è terminata con oggi. Cosa avete domani? A domani cosa c'è? Ditemi, la processione, ci sarà la Santa Messa e di sera Magic Dance, così bene, quindi domani siete invitati, tornate, mi raccomando, a festeggiare con noi perché davvero ne vale la pena. Come si chiama questa bambina bella? E di dove sei tu? Dove abiti? A Mogolo. Come si chiama il tuo fidanzato? Ecco Montini. Io non ho capito, ma lui avrà certamente gradito. Amore, ti è piaciuto lo spettacolo? Sì, ti sei divertita? E cosa ti piace cantare a te? Baby Mostro. Baby Mostro, poi? Bene, sono contenta. E allora io direi che oggi almeno una me la sono conquistata. Intanto ti facciamo un bellissimo applauso, perché sei elegantissima per questa festa, Grazie alle nostre signore, meravigliose, grazie. Noi abbiamo ancora una canzone, ce l'abbiamo il tempo, sì, ci possiamo trattenere ancora, e allora io 2 canzoni me le canto, va bene? Voi potete andare però, dai. Vuole il Dio si salve Maria? Io non me ne posso andare mai senza cantarla, e quindi la cantiamo volentieri, certo.